Sono la Monica Campobagatin, sono da Zoldo e gestisco il Bosco Nero dall'84. Al rifugio le in Val de Zoldo, cercata vicino alla diga di Pontesei, se laga la macchina e poi si va in su per al Triol. Oppure se pure al raggiungere da Tibiana attraverso la Forzella delle Ciavazzole, che è rara, le meglio fa il Triol della Calada, oppure da Ospitale de Cadore o addirittura da Longaron. Il rifugio dall'84, prima l'era in bivacco, sai che l'era del CAI de Venezia, e la rileva al CAI de Zoldo mi pare nell'82. Nell'83 ha fatto i lavori il minimo indispensabile e poi l'ha data in gestione e hai fatto la domanda e c'è per me, insomma. Prima ancora l'Angelo Campobagatin della gelateria de Dont al marito che gli è venuto qua a fare il pastre con le vacche fino al 1950, dopodiché non è più venuto negozi qua. Al rifugio le conosco perché passa l'alta via numero 3 e è l'ultima tappa che da qua luga al bivacco Toanella e quindi a Porenzoi e a Longaron. Dopo l'anello Zoldano che passa da ste bande e dopo pure interessa a chi che rampeghea perché qua dare appunto delle crode che ha degli itinerari, delle vie belle. Qua le stati scoiattoli che ha fatto la Strobel, la via degli scoiattoli sul Sas de Toanella, dopo le Soro Dorotei che era via, Gianeselli, Piero Sommavilla e tanti altri, Renato Mosena, poi anche Renato di Capus che l'ha fatto l'ensac de vie, insomma. Adesso ve le di tutte così mi pare sì, che sminuiscono sino al valore di queste pareti, ecco. L'imposto per me tan bel, non è frequentatissimo, ma che secondo me è il bel di questo posto. Qua hanno una on teleferica, quindi si portano la roba a spalla durante la settimana e all'inizio della stagione mi organizzo con l'elicottero e porto su tutto quel che non va male, quindi gas, vin, lattine con l'elicottero e dopo come si dice, lo rimboccare quel che ne manca, insomma, ecco. Allora mi hai fatto questa scelta, hai fatto la scelta poi finire, era l'ultimo anno dell'alberghiera a Longaron e mi tocca decidere di fare un lavoro per me mantenere. Al CAI l'ha fatto un bando e non hai fatto altro che partecipare a questo bando, più o meno consapevole di quel che sarà stata la vita qua, insomma, perché all'inizio adesso è tan bella, adesso è veramente, non sai come vedi, ma è proprio, se sta bene, che non hai bisogno di più robe, ma in quella volta l'era una casera e basta, se non porta su tanta roba sulla schiena, ne ha toccato arredare tutto perché l'era una casa uita, una casera risistemata, ma con, cioè proprio l'era in muri, insomma. Quindi se non porta l'aiva, se non porta su il lavandin, se non porta su la cardenza, se non porta sui let, il materasso, proprio sin da fuori di testa. No, proprio, forse la gioventù la predispone a questo. E niente, dopo col tempo sta roba la ciappa a forma, probabilmente anche le persone, perché voi mi parli di me
Ma mi non sono mai stata da sola in questo progetto, nel senso che è stata un sacco di persone che danno una mano, ma proprio a livello fisico e non sai, un sostegno in tanti modi. Le sta portando una turbina idroelettrica, quindi non hai un generatore e hai una corrente garantita per tutta la stagione. Non è sempre il fabbisogno, però insomma la copre gran parte del fabbisogno, poi con delle accortezze da non attaccare questa roba insieme se può hai una buona la usa polita insomma. Nel 1995 al Cai de Zoldo e particolarmente la figura di Angelo Martini l'ha proposto di mettere una turbina idroelettrica a Pelton lungo il corso d'acqua che vendura al Bosnegre, perché qui qua al rifugio non è AIVA, la onde sotto, per cui ne tocca la pompa con una pompa che la era alimentare da un generatore. Adesso invece ha questa turbina che la ne dà la corrente che occorre a fare le pompe. E tutta la corrente che mi odore la va in un dissipatore di corrente che è un boiler e mi dà il riscaldamento per il dormitorio dove dormo là dentro. Allora, tramite sempre al CAI de Zoldo che sa mettere d'accordo con l'Università di Padova, le sta costruendo delle vasche per quanto riguarda la fitodepurazione, che diciamo che le piante di questo posto qua le sta rimettendo in due vasconi. In queste vasche va in l'aiva d'ala e l'aiva del saon, l'acqua saponata, e queste piante le si nutre dell'ammoniaca e di quel che è in questa aiva e le cresce e le depura l'aiva, per cui l'aiva scientificamente prova che la è depurata al 97%, proprio pure al verificare, insomma. Oltre a che le sta mettendo su un digestore che sarà una specie di un contenitore in acciaio sempre dove entra invece le acque reflue e il rifiuto organico della cucina, no? Che viene sminuzzato e va in questa grossa pegnata lente dei batteri che se magna questa roba che va in te e la trasforma in metano, e poi a sua volta il metano resta dovrà essere usufruì e sarà il cerchio di questo utilizzo, no? E pense o per la cucina o addirittura adesso andare a pensare dell'utilità per fare una serra per coltivare sin salata per il rifugio, così non se la portano su, o non sai ancora, non è ancora definito l'ultimo passaggio, però il sistema funziona e le pure verificare, insomma, ecco, anche con l'università stessa. Se ha un creduto in questa utilità, no? Di mettere insieme un posto così naturale con un'altrettanto idonea e poco invasiva depurazione, no? di quel che è al sostentamento di questo posto e anche all'avanguardia, sì. Fra le persone che frequentano questo posto, le soprattutto alpinisti che vengono a ripetere queste vie importanti, e dopo le persone che vengono su e si fa il giro anche a Tosat, famiglia con Tosat, e alcuni che avui sì di montagna e si catta anche no proprio in mezzo alla massa, ecco. La giornata praticamente la scomenza a buon'ora da domani, intorno alle 5:30 mi sono in pè e mi prepare la roba da mangiare. Non è tan frequentata, per cui non è che sia tutta l'inte cosina, comunque prepare sempre, perché sempre da imparare dei piatti di primo e imparare dei piatti di secondo. Il che privilegio alla roba nostrana, tipo le latterie, o se non la latteria da Zoldo, è il massimo che la de Dobbiaco, mi fornisce spec al Tolle a Bolzano, insomma cercherei di attenzione su queste robe, ecco. Non è tantissima, ma è roba di qualità, ecco. In te cosina mi sa buon d'ora anche robe che cate qua in te prai, insomma, le ortighe, dore la sgamaita, dore al timo, all'origano che si catta, la maggiorana, insomma, perché però insomma la inventa per fare a mangiare, ma vuol dire risotti, zuppe, menestre, insomma che mi capita, non è che abbia un'impostazione fissa di un piatto
particolare, no? Con Mila ora di solito di tosat doen perché la stagione la dura poco, le 4 mesi, per cui non riesce mai a cattare persone, diciamo che ha già una certa esperienza e ha bisogno di magari anche un di più sicurezza a livello economico. In la casetta di là, che è stata costruita da un gruppo di tosat de Conean nell'86, in memoria dei tre tosat che erano mai due dal spigolo del velo sulle pale di San Martino, gli ha tagliato tutte le piante qua e le ha messe in pé la ditta Pordon di San Vito, i fratelli Pordon. E praticamente le 2 stanzoni con 12 posti letto in ogni stanzone e poi successivamente le è stato aggiunti dei bagni, un bagno comune maschio o femmina, una doccia, un lavapiedi e un bagno esterno. Un riscaldamento per irradiamento che funziona sempre sul discorso che fa prima della turbina che produce energia, quindi tutta l'aiva che mi odore la vade là a scaudare al posto letto, insomma. Un'altra roba importante è questo progetto che ha fatto, che ha ideato Maurizio Mazzorana, che tratta insomma di un omaggio a Paolo Fresu e una combinazione di attività, arte visiva, le musica, le poesia e da mangiare. È una mostra che è già stata installata in quel rifugio che è del Chicoso Villa, sarà questi artisti che ancora non sai chi che è, che farà delle installazioni del bosco, insomma. Comunque per maggiori e più precise informazioni di sul blog Arte Omaggio, Google Arte Omaggio e vedete che è. Volevo invitare a venire a vedere questi posti perché merita, a me mi sa bene.